Pennellate di pigmenti stemperati in acqua su intonaco fresco e tecniche miste per rendere testimonianza della storia del paese di Funes e di Chies del Pago. L'arte di Vincenzo Munaro, en plein air, viva e popolare, ritorna a casa nella sua terra natia, ai piedi del Monte Teverone, per ridare vita e splendore di un tempo al suo casal. Il fatto che sia tornato dopo 60 anni era destino. Andare via nel 63, prendere il treno dalla stazione per Alpago. Quando ero studente venivo qualche ora, poi tornavo a Venezia. E come ho la sensazione di essere sempre stato nel paese. 5 mesi di lavoro senza sosta per la realizzazione di 11 strappi di affresco, 8 dei quali sul restaurato casale d'infanzia. Una piccola parte sarà per noi, per forza. La maggior parte, 3-4 appartamenti, verranno affittati. Cioè di utilizzarla in certi periodi per utilizzarla per turismo. Per il turismo in generale. Strappi d'affresco si chiama l'insieme delle opere presentate stamattina a Palazzo Piloni, che saranno inaugurate sabato prossimo a Funes, iniziativa patrocinata dalla provincia, dalla Regione Veneto e dall'Unione dei Comuni dell'Alpago, con la benedizione dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, che all'opera di Munaro ha dedicato la copertina del nuovo numero del suo mensile diffuso in tutto il mondo. Ho fatto un percorso architettonico dal paese per arrivare al borgo. E in mezzo ho messo i nonni che non ho conosciuto. Poi però c'è un quadro importante nella parte alta, sono le radici, sono tutti i miei ricordi di infanzia. Tanto è un'emozione quando ritornano gli imprenditori che investono, gli artisti, è una gioia per i nostri paesi. C'è stata l'epoca che i paesi sono spopolati, adesso c'è un ritorno che fa ben sperare. Un territorio rimasto genuino, preservato, naturale, quindi chi vuol venire in questa cornice trova anche delle belle case di lusso, alberghi e una cornice che è rimasta comunque preservata e naturale.